Speravate fossi morto, eh? E invece sono vivo. Come dite? A nessuno importa. Ah, ok, scus, comunque, piccoli pezzi di merda, ho fatto un nuovo vid. Sì, lo so, ci ho messo tantissimo, ma c'è un motivo se ci ho messo tanto. Vabbè, vi lascio alla visione del video. Per prima cosa facciamo il personaggio. Vabbè dai, alla fine qualcosa l'ho fatto, direi che possiamo anche cominciare. Nell'era degli antichi, il mondo era amorfo e avvolto dalla nebbia. Un regno di rupi grigie, alberi giganti e draghi eterni. Poi venne il fuoco e con il fuoco venne la diversità. Cazzo e freddo, vita e morte, e infine luce e tenebra. Poi dall'oscurità giunsero loro e trovarono le anime dei lord tra le fiamme. Nito, il primo dei morti. La strega di Aisalith e le sue figlie del caos. Gwyn, il lord del sole. Io sono Lord Gwyn e sono il re dei tizzoni. I suoi fedeli cavalieri. E il nano furtivo, spesso dimenticato. Con la forza dei lord, essi sfidarono i draghi. I potenti dardi di Gwyn perforarono le loro scaglie di pietra. Ah! Le streghe invocarono immense tempeste di fuoco. Nito scatenò un miasma di morte e malattia. Sith, il senza figlie, tradì i propri simili e i draghi si estinsero. Così ebbe inizio l'era del fuoco. Ma presto le fiamme svaniranno e resterà soltanto l'oscurità. Perfino ora restano soltanto le braci e l'uomo non vede la luce, ma solo notti eterne. E tra i viventi si distinguono i portatori del maledetto segno oscuro. Sì, invero, il segno oscuro marchia i non morti. E in questa terra i non morti vengono radunati e condotti a nord, dove sono rinchiusi in attesa della fine del mondo. Questo
è il tuo destino. E si evade. Va bene, ignorando i 4 FPS che sto facendo, direi che possiamo procedere con il mostrare la videogiocanza. Va bene ragazzi, sistemato il frame rate, direi che possiamo procedere schivando questo pezzettino di cazzo lì sopra. Ti ho visto bricconcello. Bene bene, proseguiamo per di qui. Aia, brutto pezzo di merda, ma che cazzo fai? Mi hai fottutamente piantato una cazzo di freccia ante la gamba, ma porco di quel dio, che cazzo fai merdone? Ma ti devo infilare 3/4 di Lordran nel culo per farti smettere di fare il pezzo di merda con me, brutto figlio di puttana. Ok, ora mi calmo. Andiamo a parlare col signor. Nella mia famiglia c'è una vecchia leggenda che voglio il mio buonissimo Negroni vodka lemon brillante old fashioned luminoso. Ciao. Oh, tu non sei vuoto, eh? Ormai sono finito, temo. Morirò presto e poi perderò il senno. Voglio chiederti una cosa. Tu e io siamo entrambi non morti. Puoi ascoltarmi? Purtroppo ho fallito la mia missione. Ma forse tu potrai mantenere accesa la torcia. Nella mia famiglia c'è un'antica leggenda. Tu, che sei non morto e prescelto, nel tuo esodo dal rifugio dei non morti, pellegrina fino alla terra degli antichi lord. E quando suonerai la campana del risveglio, verrai a conoscenza del fato dei non morti. Beh, ora lo sai. E io posso morire con la speranza nel cuore. Oh, un'ultima cosa. Tieni, prendi questa. Una fiaschetta Estus, la preferita dei non morti. Oh, e questa. Ora devo dirti addio. Non voglio nuocerti dopo la mia morte. Perciò vattene. E grazie. Ok, grazie a te fallito, hai sprecato una buonissima Estus che avresti potuto usare tu per sopravvivere, ma a quanto pare sei un coglione. Ah no, quello era cat content, mi ero scordato. Ah, ma che cazzo? Allora, stammi a sentire, brutto pezzo di merda con le gambe. Ovviamente scherzo, non mi arrabbio così tanto, per ora devo solo sterminare tutti i suoi amici e parenti, sì, insomma, solo nel caso questo bastardo non si rendesse conto di ciò che ha fatto. Vabbè raga, mi so stufato, facciamo velocemente il boss dell'aria. Ma sei una cazzo di astronave, sei gigante. 27 zoppi gay vanno in bici a picchiare Brumocchi, non lo fai down.
Bebbe boss sconfitto. Non che fosse difficile, insomma il cazzo di tutorial. Vabbè, andando oltre è ora di passare in un'area solitamente vuota. Va bene, vestiamoci fanni per la cutscene, è ora di farsi prendere dall'uccellone. Però le antiche leggende narrano che un giorno un non morto verrà prescelto per lasciare il rifugio dei non morti e compiere un pellegrinaggio nella terra degli antichi Lord. Lordran. Ahimè ragazzi miei, il video finisce qua, lo so, è corto, insomma solo la prigione dei cazzi in culo non vi basta, ma sappiate che c'ho tutto registrato, mi basta solo un po' di responso, insomma pompatemi un po' i numeretti e porterò anche tutto il resto. Nonostante nessuno guardi i miei video. Detto questo, addio. Se tipo facevo scomparire vabbè. Così scomparire Dario? Niente. Allora, e niente. Che cosa è successo? Falena 91.